Buongiorno a tutti e un caro saluto dall'Alto Adige, un caro saluto da me personalmente, anche come vicepresidente della Südtiroler Volkspartei e della Organizzazione Europea delle Minoranze, la FUEN. È per me un grandissimo piacere aver avuto questo invito da parte della Confederazione vostra ehm, a questa assemblea. Innanzitutto auguri per i 15 anni, un passo importante. Mi dispiace tanto di non poter essere presente oggi. Mi dispiace soprattutto anche per il rapporto personale con Walter Bandel e con tutta la vostra organizzazione in questi anni. È importante che soprattutto i territori, le comunità come le nostre, che sono le comunità che danno ricchezza all'Europa, che danno la testimonianza che sui confini tra gli stati, tra i popoli, tra le popolazioni è possibile una convivenza, anzi un arricchimento quello di conoscere più lingue, più culture in Europa. La testimonianza che dobbiamo dare, che vogliamo dare, è quella che ogni gruppo linguistico, ogni comunità non è da sola, anzi deve lavorare in una rete. E per questo vorrei veramente ringraziare ancora una volta la Confederazione delle organizzazioni slovene, ma in particolare Walter e tutto il team per la collaborazione anche a livello della FUEN di questi anni. Abbiamo avuto il piacere di venire a Trieste ad avere il nostro congresso annuale e per tutti questo congresso è rimasto nei cuori. Da tutta Europa le persone e le organizzazioni hanno potuto vedere la realtà slovena, la realtà in Friuli Venezia Giulia e quindi conoscere meglio quelle che sono le particolarità, soprattutto delle minoranze slovene in Italia. Anche a livello nazionale abbiamo sicuramente anche in prospettiva dei prossimi anni importanti lavori insieme da fare, quindi un auspicio naturalmente per una buona collaborazione anche nei prossimi anni e naturalmente a tutti voi una buona assemblea, tanta forza e tanta energia per portare avanti le vostre attività che sono importanti anche per le prossime generazioni. Quindi grazie per l'invito, una buona assemblea e un carissimo saluto dall'Alto Adige. Julan, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Grazie a tutti e a presto.